Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplorama. Trasmettiamo come di consueto dal Record Space di Città Fiera, nuova puntata di A Tu per Tu, e ritorniamo sull'argomento che a noi è tanto caro, quello della musica, quello degli artisti, quello dei concerti e degli eventi. Ed è con grande piacere che abbiamo ospite qui con noi la direttrice di Voci in Volo, una grandissima realtà presente qui in regione, una realtà importante non solo in regione, ma a livello nazionale ed anche internazionale. E poi scopriremo anche perché questa realtà ha anche collaborato con artisti di grande calibro, quali gli U2, quindi parliamo di musica internazionale, e poi tantissimi altri anche artisti italiani e non. Benvenuta quindi qui con noi a Lucia Follador. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ecco, io ho fatto una piccola presentazione, ma lascerei a te, che sei la persona, che è l'anima di questa meravigliosa realtà, affinché tu possa descrivercela e parlarcene. Bene, io sono appunto, come hai già appena citato, la direttrice del coro Voci in Volo. È una realtà corale che nasce all'interno della scuola di musica Aritmea di Udine e accoglie bambini che vanno dai 5 fino ai 20, 25 e anche oltre. È una realtà corale che si distingue forse perché riesce a cimentarsi in vari stili musicali, dal friulano alla musica pop, alla musica classica, anche musica gregoriana, per cui questa nostra caratteristica forse è quella che ci contraddistingue un po'. Ecco, io ho anticipato anche il fatto che voi avete realizzato dei progetti importanti e mi piacerebbe che tu li sottolineassi, perché il fatto che una realtà friulana, che tra l'altro con molta gioia, ti sento dire, fa anche dei progetti in friulano, dei brani in friulano, ha collaborato con l'Arlef, e quindi queste sono cose molto belle, molto importanti, che rimangono anche nel tempo, però ci sono anche le collaborazioni di cui io ho parlato prima, quelle a livello internazionale. E quindi ci piacerebbe un attimino approfondire anche questo con te. Bene, allora per quanto riguarda le nostre collaborazioni potremmo andare a ritroso, partire dall'ultima. L'ultima è una collaborazione che abbiamo effettuato con Nicola Milan, un compositore del Friuli Venezia Giulia e precisamente della zona di Zoppola, vicino a Pordenone, e per lui abbiamo registrato il brano Elegia Friulana, che appunto è stato promosso dall'Arlef e di cui andiamo orgogliosi perché è stato proprio un brano dal punto di vista musicale che riesce a comprendere più stili, partendo appunto dallo stile più classico friulano per poi arrivare allo stile pop, però sempre in lingua friulana. Quindi questo è l'ultimo progetto che abbiamo fatto. Andando a ritroso poi arriviamo alla pandemia. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa molto importante. La pandemia, che ha colpito tutti in maniera veramente molto grave, tutte le realtà, diciamo che ha dedicato la sua attenzione in maniera particolare proprio al settore artistico, quindi all'arte, alla musica, agli spettacoli, ed ovviamente anche il coro Voci in Volo ha subito questo contraccolpo. Però non si sono fermati. Non si sono fermati perché hanno realizzato importantissimi progetti online e soprattutto progetti con anche dei calibri, e quindi io non posso darti la parola perché ne dobbiamo parlare. Sì, allora niente, durante la pandemia è capitato di ascoltare questo bellissimo brano Let Your Love Be Known, che è stato scritto da Bono degli U2, e niente, ci è piaciuto molto, per cui abbiamo pensato perché non farlo. Abbiamo creato un arrangiamento ad hoc e abbiamo pensato di registrarlo da casa. Praticamente i ragazzini e anche le ragazze più grandi con il telefonino si sono registrati dal punto di vista vocale e hanno fatto anche il video, che poi i tecnici, e dopo magari parleremo anche di loro, hanno assemblato in modo esemplare. Questo brano alla fine ha fatto il giro del web perché è riuscito ad arrivare
agli U2 e l'hanno postato sulla loro pagina Facebook. Yes, I don't know you. No, I didn't think I didn't care. You live so very far away from just across the square. And I can't reach, but I can reign. You can touch, but you can. Noi eravamo al settimo cielo, cosa possiamo dire? Che gli Sì, spostino mamma mia. un brano realizzato così da voi, non perché non sia un brano importante anche quello, ma voglio dire che questi calibri facciano una cosa di questo tipo, penso che sia un grande onore, una grande soddisfazione e un grande merito anche vostro, perché ci vuole anche della genialità, perché per mettere insieme un progetto di questo tipo sicuramente non è che ci si sveglia al mattino, cioè, ci vuole impegno, ci vuole creatività e quindi voglio dire, in un momento in cui tutti noi eravamo chiusi in casa a pensare a che cosa dovevamo fare della nostra vita ed è stata dura, diciamo che loro si sono mossi e hanno detto facciamo qualcosa di carino. Poi sappiamo che il web, e nessuno meglio di noi di Esplora e Ama lo sa, il web è quello che poi fa girare tutto quanto e quindi è arrivato ovviamente nel posto giusto, al momento giusto, e questa condivisione fa sicuramente onore. Certo, per noi è stata una grandissima gioia perché gli U2 sono uno dei nostri idoli e soprattutto abbiamo avuto un onore immenso per quello che loro hanno fatto, insomma. Ecco, io ho accennato prima ai vostri progetti in lingua friulana. Ecco, io vorrei fare un piccolo focus anche su questo, perché ovviamente i progetti in lingua friulana danno la possibilità di mantenere alta, l'attenzione su questa cosa. Il nostro impegno verso il friulano rappresenta un po' un leitmotiv perché ci ritroviamo ogni anno a proporre un brano, 2 brani friulani dal punto di vista che sono brani alla fine classici oppure anche brani appena composti da compositori viventi, compositori che vivono appunto nella nostra regione adesso. Uno di questi è anche Il Colibrì, è un brano che abbiamo registrato, scusate, l'anno scorso, proprio durante la pandemia, però con la fascia dei bambini più piccoli del coro ed è stato musicato da Alessio Domini, che è il nostro pianista e arrangiatore, il cui testo è stato scritto da Bruno Fritsch. Questo brano noi l'abbiamo pensato anche dal punto di vista didattico perché è stato strutturato in 2 video, uno appunto dove viene recitata la poesia in friulano e uno invece dove viene cantata. E l'abbiamo pensato proprio per le scuole, perché oggigiorno i bambini imparano il friulano anche a scuola, perché sappiamo che anche a Udine non si parla molto. Troppo poco, bisognerebbe di più. Sì.
c'è una forma di poter apprendere questa meravigliosa lingua, è proprio quella della scuola. E credo che questi video potrebbero essere utili. E quindi invitiamo ad andare magari a vederli, si trovano sul web, sì, su sito. YouTube e anche sul nostro sito, oppure sulla nostra pagina Facebook. Ecco, quindi per chi volesse approfondire sicuramente merita. Un'altra collaborazione molto importante è quella che voi avete con le grandi orchestre, quindi collaborazioni con grandi orchestre, con Gioia di Tonno, con Paolo Fresu. Sì. Siamo sempre nomi importanti, altisonanti. Sì, allora abbiamo collaborato più volte con l'orchestra Naonis, diretta da Walter Sivilotti, in due occasioni importanti. Una è quella del concerto con Gioia di Tonno, il doppio concerto che abbiamo fatto nel 2018 a Spilimbergo e a Cividale, dove abbiamo conosciuto una persona meravigliosa. Infatti è famoso oltre che per la sua voce splendida, anche proprio per il lato umano che si contraddistingue, quindi riesce ad arrivare anche ai bambini, ai ragazzi che lo adorano e riescono a creare con lui un legame molto, molto forte e molto sincero. Il secondo appuntamento invece è stato quello proprio con Paolo Fresu. Abbiamo cantato al concerto di Natale del 2019, prima appunto che chiudessero tutto. Ecco, e niente, Paolo Fresu è stato splendido anche lui, perché effettivamente si è fermato poi alla fine per fare la firma sui fogli di ogni corista. Avrà perso 20 minuti penso, e lui non ne ha dimenticato nessuno, oltre a farci complimenti per il sardo, perché noi eravamo terrorizzati. Ma quindi avete cantato anche in sardo? Noi abbiamo cantato in sardo e non è poca cosa, perché io non so chi conosce il sardo, no. ma se avete mai sentito parlare in sardo, vi sfido a capire che non è facile. Dobbiamo dire che i ragazzi hanno un'apertura e una capacità di apprendimento superiore alla nostra in questo momento, e quindi riescono ad imparare velocemente le lingue. Sì. E vorrei sottolineare che tutte le nostre registrazioni vengono effettuate nello studio Arte Suono di Stefano Amerio, dove la professionalità è al massimo. Poi esiste anche il discorso del centro estivo, perché adesso siamo in estate e quindi i ragazzi devono comunque avere un impegno importante. Voi avete un centro estivo molto preparato, molto anche a livello musicale. Sì, allora innanzitutto, come dicevo prima, il coro fa parte della scuola di musica Aritmea, che si trova in via Dormi 66 a Udine. Questa scuola propone ovviamente, oltre alla realtà corale, anche una realtà orchestrale, anche dei corsi di educazione musicale, dai neonati fino ai corsi di solfeggio. I nostri ragazzi poi, oltre a frequentare la scuola, poi possono anche accedere al conservatorio attraverso gli esami di ammissione. Abbiamo i ragazzi possono poi frequentare anche i corsi di strumento, che sono pianoforte, violino, violoncello, eccetera. Quindi all'interno di questa scatola, che è appunto il centro estivo, noi cerchiamo di proporre, oltre all'attività corale, che è proprio vista come coro a 2 metri, perché in questo momento funziona così, facciamo questo, e abbiamo anche delle altre attività che possono essere anche la pittura creativa, oltre alle attività musicali, quindi un corso magari di yoga, di ginnastica, e quindi i ragazzi possono passare la loro mattinata attraverso attività musicali e non attività diverse. Quindi. Ecco, questo è molto importante. Tra l'altro sono ancora aperte le iscrizioni. Sì. Per potersi iscrivere bisogna consultare il vostro sito, la vostra pagina, quindi per chi fosse interessato. A livello di età, l'età che possono far parte del vostro gruppo, i più piccoli, meno piccoli, già adolescenti. Quindi ci sono bambini dai 5-6 anni fino ai 13, ecco, quindi tutta l'età scolare, fino alla scuola dell'obbligo.
più o meno questo. Ecco, per chi quindi fosse interessato, ci sono ancora dei posti e quindi può usufruire di questo. Siamo ripartiti speriamo bene, adesso poi c'è il boom, no, degli eventi, perché siamo partiti tutti insieme, nel senso c'era questa voglia di uscire, di fare, quindi adesso siamo circondati da... È bellissimo tra l'altro vedere tutti che improvvisamente si svegliano come da un torpore. Ecco, una cosa molto importante, voi avete degli eventi in cantiere, quindi tra cui uno non da poco, che è Mittelfest. Sì. Allora, andando per ordine, il 10 e l'11 agosto canteremo con la Groove Factory, che presenterà This is Groove. Il 10 saremo al Parco delle Rose a Grado, mentre l'11 saremo qui a Udine al Castello, nel palco del Castello. Il giorno 27 agosto canteremo a San Gottardo, sempre attraverso la Groove Factory, mentre il 28 agosto canteremo alla presentazione e inaugurazione ufficiale del Mittelfest a Cividale. Saremo accompagnati dal Gorny Kramer Quartet, oltre ad Alessio Domini, che ci accompagnerà al pianoforte. Quindi diversi appuntamenti, tutti belli, sicuramente da godere. Io mi permetto di fare un appunto su The Groove perché loro l'anno scorso, a settembre, erano presenti all'evento di The Groove. Io vi garantisco che è stata un'emozione grandissima perché li ho visti cantare con questi artisti, è stata di per sé un'esibizione incredibile di suo. Sì. Però vederli cantare i Pink Floyd, io li ho ancora in mente e mi dovete credere, veramente meritano, dovete andare a vederli solo per questo, non fosse altro, perché li ho ancora in mente e li ricordo molto bene. Quindi vi facciamo veramente tantissimi complimenti, perché sono le realtà così che tengono alto anche il livello culturale e artistico della nostra regione. Noi coltiviamo un sogno nel cassetto che a breve potremo ospitare qui al Record Space a Cittafiera, magari anche solo una parte, quello che si può nei limiti ovviamente delle possibilità e delle regole che ci vengono imposte giustamente per il discorso del Covid, di ospitare il coro, magari di sentire i ragazzi, anche qualche piccola esibizione. E quindi se Lucia piacere noi lo avremmo, gli facciamo questo invito. Grazie, bene, accettato. Bene, grazie Lucia, allora ci vedremo a breve, tanti auguri per Voci in Volo. Io ringrazio i nostri ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima puntata di A Tu per Tu. Vi ricordo che stiamo trasmettendo per la Web TV Esplora e Ama dalla Record Space di Cittafiera. Una buona giornata e un buon proseguimento a tutti, alla prossima.